Devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino e questa la voglio dedicare a mio nipote Gaia. Circa 2 anni fa i medici gli hanno diagnosticato il morbo di Parkinson, da una situazione di oggettiva difficoltà, però in lui è nata la voglia di non arrendersi mai e di fare qualcosa in più anche per gli altri. Così Gianluca Scarpa, veneziano di Malamocco, nonostante il problema fisico con cui combatte, ha affrontato e portato a termine con grande coraggio la rotta da Pirano in Slovenia fino a Venezia. Ad attenderlo e festeggiarlo sulla spiaggia del Blue Moon, al Lido di Venezia, centinaia di persone. Le ultime 2 ore sono state dure. Ho avuto una piccola crisi, però ho ripreso abbastanza bene nell'ultima ora e soddisfattissimo. Quando è che hai deciso di cimentarti in questa cosa? 6 mesi fa. 6 mesi fa. È stata una mia decisione così improvvisa, cioè io ho sempre fatto canoa, è sempre stata una mia, il top per me era fare la traversata e con l'occasione ho preso la palla al balzo e abbiamo devoluto. Devo ringraziare soprattutto questo signore qua che mediaticamente parlando ha fatto di tutto di più, è stato il top dei top. Cosa hai provato proprio adesso a vedere tutta questa gente che è venuta per te, per questa impresa, per festeggiarti? Non me l'aspettavo, un calore enorme, non ho parole proprio perché è stata una cosa che non me l'aspettavo assolutamente. Un'impresa che ha portato 15.000 euro alla Fondazione Grigioni di Milano nella lotta al morbo di Parkinson. Il sale, cercato dai veneziani ai tempi della Serenissima, si è trasformato in chiave moderna nel calore e nell'affetto di tante persone.